soldato italiano non si fa uccidere così! Tornate indietro! Basta! 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 Con questa guerra di morti di fame! Contro morti di fame! Avanti, soldati della mia gloriosa divisione! Savoia! Eccolo là il nemico! È alle spalle! Soldati, alzatevi! E spariamo là! Là! Peppino Uzzella, Lei non è. Quartuccio, E quanti anni ha? 97 sembrava, 97. Auguri. 74. Ascolti, e onde ha combattuto vostè? Adesso fai a Gorizia? Con la brigata Sassari? Sì. Melis Antonio di E San, lui è? di San Gavino. Ha combattuto nella brigata Sassari? Certo. Pires Giuseppe E di dove? di Vigliacini, Quando lei è partito per la guerra, quanti anni aveva? 22. E adesso? Io adesso Quanti anni ha? 88. 88. Sì, Che mestiere faceva? contadino. Che mestiere faceva quando è partito? Bestiame ne vasce. E quando è tornato, che traballa ha fatto? E poi ci tutto superiore. Quando si tornava poi ci tutto superiore. A onde ti ha piegato tu superiore? Lo farà. Noi eravamo, sai, uomo di coraggio, porca loca. Fino andando a servire la patria però. Sabatria sì, però vi ho messo su fuoco, voi si uccide. Ci chiamavano tutti alla brigata Sassari per macellare. No, non è che eravamo considerati canna di pancello. Si diceva così perché quando succedeva qualche cosa di brutto o c'era necessario un reparto che si imponesse, e allora il Comando Supremo, se poteva, mandava la brigata Sassari. Ed ecco perché la chiamavano canna di pancello, è vero, combattevamo come combattevano gli altri.